Nous sommes arrivés, ça fait 19 jours, 19 giorni che siamo partiti dalla casa mia al confine di Spagna in Francia. Penso abbastanza ai miei genitori che sono venuti in Francia e un poco per Uri che ho fatto la strada. Perché la vita non sta facile per Uri, era molto forte per me da fare questa girata. 19 giorni di viaggio, 1200 chilometri e una sorpresa ad attendere Bertrand e Yves, la moglie di Bertrand, Valérie, che sul sagrato lo ha visto arrivare da lontano insieme al cugino Claudio. Un viaggio di ricordo ed emozione, quello che ha portato Bertrand a ripercorrere fino alla basilica di Sant'Antonio il cammino dei genitori emigrati negli anni 50 in Francia e partiti da Pionca di Vigonza per arrivare a Perpignan-Saleye, cittadina dei Pirenei orientali nella regione dell'Occitania. Il fratello di Bertrand si chiama Antonio, la mamma Maria e il papà Luigi, con il dialetto veneto, hanno sempre mantenuto un profondo legame con Padova, anche nella devozione al santo. Così la moglie Valérie. Si sono fatti un regalo, era un sogno di fare il viaggio in bici e per mio marito Bertrand è stato importante tornare nella terra dove sono nati il papà e la mamma. Foto sul sagrato, la benedizione nella basilica e tanti ricordi che affollano la mente con Sant'Antonio nel cuore, amico fedele di chi, lasciando la terra e la famiglia alla ricerca di un'esistenza dignitosa, gli ha affidato tutta la sua vita. Andare al santo mi fa molto piacere perché quando ero piccoli veniva della nonna e la nonna mi diceva sempre: Bertrand, domani si deve andare alla chiesa e adesso penso a tutto quello che mi ha detto e sono molto contento anche per la nonna di venire qui al santo.